occupati in area non critica. Covid salva il Veneto che resta in zona bianca, ma il giallo è dietro l'angolo. Zaia valuta la riapertura dei Covid hospital. Ieri oltre 3.000 positivi, ma anche 2.900 prime dosi. Accordo con il generale Figliuolo, arriveranno rinforzi militari nelle classi per accelerare la diagnostica con i tamponi e la refertazione. In corso il dialogo con il SISP, si partirà la prossima settimana. L'ULSS Berica sospende le visite in tutti gli ambulatori dell'ospedale, troppo alto il numero dei contagi, visite solo ad ostetricia e pediatria. Attacco hacker al server dell'US 6 Eugania. I pirati informatici sono riusciti a superare le difese attraverso dei virus, disagi negli ospedali, tra i medici di base e nelle farmacie. Green Pass e controlli sugli autobus, vaporetti tram da lunedì. I timori dell'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti è rischio caos. Giornata internazionale delle persone con disabilità. Da Mogliano il messaggio della leggenda dello scherma. Bebe Vio, ambasciatrice di Milano Cortina 2026. All'M9 seconda tappa della mostra itinerante con i disegni realizzati dai bambini durante il lockdown. I piccoli hanno incontrato il governatore Luca Zaia. Per 70 anni era rimasta custodita in deposito in frammenti dopo il bombardamento del 1945. Ora la Ebe di Antonio Canova ricomposta può splendere ai musei civici di Bassano del Grappa. Buonasera, ben ritrovati. TG Veneto apre con la notizia che la regione rimane in zona bianca. Siamo però, lo dice Zaia, ad un passo dalla zona gialla. Ci salva soltanto un indicatore e poi c'è la possibile riapertura dei Covid hospital e i dati che sono buoni per quanto riguarda la campagna vaccinale. Sentiamo. Questa settimana, pur avendo 2 parametri su 3 da zona gialla, ancora non vedono il Veneto in zona gialla. Quindi siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica, nell'area non critica. Il Veneto resta bianco grazie ad un indicatore su 3, quello dei posti letto occupati in area non critica. Siamo all'8%, la soglia per il passaggio di zona è il 15%. Gli altri 2, occupazione della terapia intensive, già al 10%, e l'incidenza settimanale con 317 contagi ogni 100.000 abitanti, la soglia è 150, proiettano il Veneto in zona gialla. A giallo avremo le mascherine obbligatorie anche all'aperto, riduzione a 4 i posti al tavolo del ristorante, riduzione al 50% di capienza, cinema, teatri, quello che è. E poi ci sono gli ospedali sempre più in sofferenza. Tra ieri e oggi sono state ricoverate 25 persone per Covid, 10 sono in terapia intensiva. Numeri che restano sotto controllo perché in regione è stata appena toccata la soglia dell'86% di persone vaccinate. In questo schema l'incidenza del contagio e dei ricoveri tra vaccinati e non, divisi per fasce d'età. La colonna rossa sono pazienti non vaccinati. Di sentirmi raccontare del grafene, dei microchip, della sterilità e altre robe, vabbè, tutto ciò premesso, mi volete dire come si svuotano gli ospedali? Noi abbiamo quasi 700 persone in ospedale e non venitemi a dire che basta curarli a casa. Ecco i numeri, il 5% dei positivi è finito in ospedale, rapportati, secondo un calcolo del presidente ai medici di base, sono 8 pazienti su 1.500 di media per medico. Dovete pensare che dentro l'ospedale si sta consumando una battaglia che adesso ha già iniziato a togliere letti a persone che hanno diritto ad essere curate per altre patologie, perché li dobbiamo dedicare a queste patologie. E non ci venite a dire ma dovevate programmarvi, questi sono i numeri. Il dato confortante è che delle 43.000 dosi effettuate di vaccino ieri, 2.900 sono prime dosi. È più che raddoppiato il numero di prime dosi. Forse qualcosa sta cambiando. La Regione intanto valuta la riapertura di alcuni dei 7 ospedali Covid se la curva non dovesse invertire la tendenza. Intanto il generale Figliuolo è pronto ad inviare squadre di rinforzo di militari a Padova per i tamponi nelle scuole. Il Veneto si avvicina al triste numero dei 12.000 morti dall'inizio dell'epidemia, un numero che resta però fortunatamente inferiore a quello delle altre regioni, grazie al numero di tamponi effettuati, 130.000 al giorno, e al contact tracing che ha raggiunto quota 90% di persone intercettate. Adesso passiamo ai bambini, non è ancora arrivata la circolare ma si partirà da dopo metà dicembre con le vaccinazioni ai piccoli dai 5 agli 11 anni. La platea sono più di 31.000 bambini in Veneto.
Dal 16 dicembre potrebbe essere la volta dei bambini, ma ancora la circolare, riferisce l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, non è arrivata. In Veneto la platea della popolazione tra i 5 e gli 11 anni conta 31.750 bambini. La regione ha recepito il via libera dal governo, ma questa volta darà libertà alle varie ULSS di gestire la modalità di prenotazione, ovvero se saranno i pediatri a vaccinare i loro assistiti o se i bambini riceveranno il vaccino negli hub con percorsi riservati apposta per loro. Abbiamo visto che il protocollo precedente aveva avuto un'adesione del 60% da parte dei pediatri di libera scelta, quindi 315, però alla fine quelli che avevano effettuato almeno una vaccinazione sono stati 169, il 32%. Solo 17.362 le somministrazioni fatte dai pediatri. Il protocollo rimane identico. Il vaccino Pfizer potrebbe arrivare già in flaconi monodose. La dose a loro destinata è pari ad 1/3 di quella per gli adulti. Intanto dalla prossima settimana nelle scuole sono attesi i militari per accelerare le operazioni di diagnostica e refertazione dei tamponi agli studenti. Tramite i SISP inviamo dentro le scuole, stiamo costruendo il protocollo adesso con la prevenzione e quindi proprio per avere questa modalità e poi ci hanno dato anche disponibilità a Padova per un'eventuale refertazione di tamponi molecolari, circa quelli più urgenti che rimanevano indietro, sempre per le scuole, quindi mirate circa un centinaio al giorno. Allora adesso andiamo a Vicenza, dove l'ULSS ha deciso, la prima in tutto il Veneto, di sospendere le visite ai pazienti perché i casi di contagio sono troppi. Aumentano i contagi e per tutelare i pazienti in ospedale l'USL Berica ha deciso di sospendere le visite ai degenti ricoverati in tutti i nosocomi del territorio di propria competenza. Il virus circola e costituisce un rischio concreto, ha spiegato la dottoressa Bonavina, direttore generale. Faremo in ogni caso ogni sforzo possibile per tenere informati i familiari sulle condizioni dei loro cari con modalità a distanza. Fa eccezione al provvedimento i reparti di pediatria, dove i genitori potranno continuare a far visita ai figli ricoverati, e in ostetricia, dove rimane la possibilità per i padri di assistere alla fase finale del parto con adeguati dispositivi di protezione, e dopo il parto i papà potranno anche accompagnare il neonato al nido. Saranno inoltre mantenute le visite ai malati terminali e per le situazioni particolari a giudizio dei direttori dei reparti. Per le attività ambulatoriali rimane il divieto di ingresso per gli accompagnatori, fatta eccezione per i minori, i pazienti disabili e le persone fragili o in genere con difficoltà linguistico-culturali. Siamo a Padova con l'attacco ai server dell'ULSS 6 Euganea. Nella notte i pirati informatici hanno superato le difese attraverso dei virus programmati. Vediamo. Dove non sono arrivati i computer, i sistemi di sicurezza informatici, è arrivata la mano dei sanitari che in queste ore hanno usato moduli, carta e penna per evitare di utilizzare i PC sotto attacco. È partito nella notte l'attacco hacker contro cui stanno lottando i tecnici dell'ULSS 6 Euganea. Disagi si sono registrati alle visite specialistiche, ai laboratori di analisi, anche i centri vaccinazione ne hanno risentito. In fiera al padiglione 6 la piena operatività è ripartita a metà mattinata. In prima linea i servizi informatici dell'ULSS. Nella notte ci sono stati 2 attacchi ransomware di tipo CryptoLocker. Siamo in stretto contatto con la polizia postale per collaborare sulle indagini e stiamo lavorando al fine di ripristinare i backup e per rendere nuovamente tutta l'infrastruttura disponibile all'utenza il prima possibile. Come tutti gli attacchi, prudenzialmente determina delle disfunzioni che prudenzialmente abbiamo comunque affrontato, di fatto chiudendo appunto tutti i sistemi informatici che potevano e che possono appunto essere stati interessati. Questo allo scopo appunto di non perdere dati e di non perdere comunque appunto informazioni importanti. Disagi anche nella sanità territoriale, a partire dai medici di medicina generale che non riuscivano a inserire le richieste per i tamponi di tracciamento nel sistema. Disagi nelle farmacie dove non comparivano i medicinali da consegnare. Ore difficili per gli operatori sanitari a cui va il grazie del direttore generale. Per fortuna la sanità è fatta da relazioni e quindi da medici, da infermieri, da operatori che lavorano e che continuano a lavorare indipendentemente comunque del sistema informatico. Ed è importante appunto sottolinearlo proprio perché vuol dire che il pronto soccorso, le vaccinazioni, tutto quello che di fatto stiamo facendo
pur facendolo in maniera più lenta, quindi a mano, perché ovviamente i computer ci aiutano a velocizzare, a rendere più agevole qualsiasi operazione, comunque noi le stiamo appunto facendo. Tutto questo in un momento delicatissimo. Sono più di 800 i positivi nelle ultime 24 ore a Padova e provincia, ma stanno riprendendo anche le vaccinazioni che nella giornata di giovedì hanno toccato cifre che non si vedevano da tempo, 9.200 complessive con 650 prime dosi. Da lunedì Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici, tram e vaporetti. Abbiamo intervistato l'assessora regionale Elisa De Berti che ammette potrebbe essere il caos. E conto alla rovescia per l'utilizzo obbligatorio da lunedì prossimo del Green Pass sui mezzi del trasporto pubblico locale, bus, vaporetti e tram, anche se, precisa l'assessore regionale ai trasporti, nonché vicepresidente di regione, Elisa De Berti, resta la grande incognita sui previsti controlli. Sui trasporti innanzitutto dobbiamo dire che il Green Pass sarà quello di base, quindi con il tampone. Sicuramente non sarà facile, soprattutto nei controlli. Assessore che da genitore qual è sostiene di comprendere bene le complessità sulla questione vaccinazione pediatrica con le difficoltà al riguardo delle famiglie. Non entro nel merito della difficoltà ovviamente che si è generata nelle famiglie, comunque nei genitori che devono fare una scelta che può essere per alcuni non semplice, lo dico da genitore con figli vaccinati, giusto per togliere qualsiasi dubbio, però sicuramente aver messo il Green Pass sui mezzi pubblici quando il Green Pass a scuola non c'è, l'obbligo di Green Pass non c'è, creerà un po' di confusione, un po' di difficoltà. Controlli Green Pass sui mezzi del trasporto pubblico locale che restano in capo a prefetto e questore, precisa. Vediamo lunedì che cosa succederà, spero che abbiano previsto dei sistemi di controllo e di verifica adeguata. È di Jesolo il medico di medicina generale che emetteva falsi certificati attestando una falsa malattia per esenzione dal vaccino nei confronti di gente che oltre a non volersi vaccinare contro il Covid non voleva nemmeno sottoporsi al tampone. A denunciare il fatto un servizio giornalistico andato in onda nel corso di un telegiornale della televisione di Stato. A denunciare il professionista all'ordine dei medici e in procura con un esposto l'azienda sanitaria dell'ULSS 4 del Veneto orientale. Ho immediatamente segnalato il fatto alle autorità competenti. Rimaniamo a completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie, così il direttore generale Marco Filippi. Fondi del Piano Nazionale di Resilienza. Oggi la destinazione in finanziamenti per i progetti è stata presentata dal governo ai sindaci del Veneto. Questi sono i numeri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal governo ai sindaci del Veneto. Oltre 235 miliardi di euro, parte dei quali sono destinati ai comuni. Per questo il sindaco di Treviso e presidente dell'Associazione dei Comuni Veneti ha inviato un messaggio chiaro a Palazzo Chigi. Io rappresento 585 sindaci veneti che si sono da sempre dimostrati virtuosi, attenti alla gestione delle risorse dei propri cittadini, e questo deve essere un elemento premiante e non penalizzante, come purtroppo troppe volte è successo in Italia. Un appello forte per un piano che vede già una prima assegnazione territoriale. Il 40% dei fondi del PNRR sarà destinato al Mezzogiorno, però noi in uno spirito di solidarietà anche amministrativa possiamo anche sostenere questa tesi, purché il 60% rimanente sia dedicato a quelle che sono le esigenze delle nostre comunità. Un piano che per Conte non deve penalizzare le piccole comunità, anche se il futuro non può che essere di aggregazione. L'aggregazione tra comuni è un tema essenziale, perché più piccoli siamo e meno contiamo in Europa, più uniti stiamo e più la voce grossa possiamo fare in Europa. E quando dico voce grossa non è di certo per litigare, ma è per portare a casa risorse. La Grande Treviso nasce esattamente con questo principio. Un progetto che il sindaco di Treviso ha intenzione di portare avanti con grande caparbietà, nonostante le tiepide reazioni di diversi comuni contermini. Un'aggregazione di 20 comuni che ci consente di superare la soglia dei 300.000 abitanti e ci consente di affacciarci ad una serie di opportunità che da soli non avremmo potuto, né come Treviso, né come Carbonera o come paese. E questo sarà il tema dell'incontro fissato per domani proprio con i sindaci. Si parla di politiche ambientali, anche se non si parla
di fusione, si parla di aggregazione, perché noi siamo e rimaniamo la terra dei campanili e quindi delle nostre autonomie, ma dobbiamo uscire dalle dinamiche dei campanilismi. Il campanile è un'opportunità, il campanilismo è un ostacolo. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Vi facciamo ascoltare il messaggio della leggendaria, la nostra Bebe Vio. Tutti quelli che sono una Paralimpiade, se sai che sono là è perché per arrivarci sono quasi morti. Quindi sai che o hanno rischiato di morire o per malattie, incidenti alla nascita, e un sacco di persone che nascono comunque hanno tanti problemi, o magari i genitori all'inizio non l'hanno accettati, perché alla fine anche proprio quello che si crea intorno alla cultura della disabilità che c'è anche all'interno di un paese. E noi siamo fortunatissimi a stare in Italia, perché comunque la disabilità in Italia è vista in maniera completamente diversa che nel resto del mondo. Io mi sono resa conto che 13 anni fa, quando io ho avuto la malattia, quando andavo in giro per strada, se andavo io all'inizio ero in carrozzina senza le braccia, con le ferite del viso aperte, quindi anche già più strano, parecchio più strano. I bambini mi guardavano e dicevano: mamma, magari ero per strada, dall'altro lato della strada, mamma, ma che cos'ha quella? E la mamma la maggior parte delle volte non diceva oh guarda c'ha una disabilità, o ha avuto, si vede, un incidente, qualcosa, ed è rimasta in carrozzina, ma comunque con la carrozzina può fare tutto, con le prove. No, la maggior parte delle volte era girati, non guardare. 13 anni fa io me la vivevo così. Adesso è il contrario, anzi devo nascondermi per strada. Quindi vedi come i bambini non vedono l'ora di farti domande. Durante un allenamento io sono andata al bar e una mamma fa a un bambino piccolo, fa: guarda, lei è quella disabile che gioca a scherma. E guarda che brava, così. E lui: mamma, si chiama scherma paralimpica, lei è un atleta. Ma avrà avuto, ti giuro, 6 anni. E io ero detto: ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Per me quell'immagine lì è proprio la riuscita di tutti questi anni di lavoro che stiamo impegnando a fare per insegnare lo sport paralimpico. Allora adesso la voce ai bambini con i disegni fatti realizzati durante il periodo del lockdown e la mostra inaugurata oggi a Mestre. Andrà tutto bene se indossi la mascherina, rispettiamo le regole e usciremo da questa situazione. E ancora, Super Zaia. Andrà tutto bene. Qui nel chiostro dell'M9 a Mestre la seconda tappa della mostra voluta dal governatore Zaia, dalla regione Veneto, andrà tutto bene. Dopo la prima tappa padovana, oggi il presidente Zaia ha inaugurato la seconda tappa della mostra itinerante con i disegni realizzati dai bambini durante il lockdown. L'inaugurazione è stata l'occasione per donare a Zaia un libretto realizzato dalla quarta A della scuola Veceglio con i desiderata sul loro futuro professionale. È molto bella, è stata molto bella, un'esperienza fantastica da rifare. Mi hanno consegnato un libercolo, insomma una produzione letteraria, definiamo così, dei desiderata, dove ogni bambino ha scritto cosa vuol fare da grande. Io ho ricordato, se volete anche una banalità, che bisogna studiare, anche per fare qualsiasi minima attività bisogna studiare, ma i bambini insomma hanno dimostrato fino in fondo di essere ben coscienti del ruolo che hanno nella società e del ruolo che ha l'istruzione. Nessuno però ha detto di voler fare il governatore. Forse perché nessuno vuole essere in difficoltà, magari trovandosi delle grandi responsabilità. Un bambino ha detto Massa Casini. Io penso che abbiano invece dimostrato di avere uno spaccato anche di desiderata interessante, si va dal cuoco alla rockstar, al DJ, al meccanico, all'ingegnere, all'architetto, insomma un po' tutte le attività. Penso che questo dia anche faccia ben sperare per il futuro, perché comunque siamo davanti a un popolo di bimbi che non ha mandato all'ammasso il proprio cervello, ma sono assolutamente in grado di programmare la loro vita, di pensarla, e penso che i risultati si vedano. Io avevo scritto il tecnico delle luci. Per me è stato veramente emozionante, sono molto felice e ecco, mi è piaciuto l'iniziativa e sono molto felice. Tanta l'emozione di aver visto il presidente dal vivo. In TV lo vedevo, mai incontrato e ho avuto molta emozione. Lo vedevo in televisione, è stato molto emozionante vederlo dal vivo e mi è piaciuto. La mostra resterà all'M9 fino al 22 dicembre per poi spostarsi a Belluno. È
Ebe di Canova torna al Museo Civico. Siamo a Bassano del Grappa. L'opera d'arte Ebe di Canova, simbolo dell'eterna giovinezza, torna a splendere in tutta la sua maestosità nei musei civici di Bassano del Grappa e lo fa con una mostra accessibile fino alla fine di maggio 2022. Delle opere più singolari donate da Sartori Canova nel 1852 e fa parte di quel grande patrimonio che viene lasciato alla città di Bassano, ricordando che i legami Canova-Bassano sono molto profondi. Un'operazione importante del recupero del patrimonio Ebe di Canova è un'opera veramente rappresentativa sia della collezione del Museo di Bassano che di quella personale di Antonio Canova. L'opera, ridotta in frammenti per colpa dei bombardamenti avvenuti nel 1945, giaceva in totale oblio per 70 anni nel Museo Civico perché si pensava che il restauro fosse impossibile, ma adesso torna a splendere in tutta la sua grandezza. La fortuna è quella di avere due gessi che si confrontano fra loro, uno utilizzato per la prima versione, i cui marmi sono conservati all'Ermitage e a Berlino, il secondo invece che si rapporta con un marmo che è a Forlì e in una collezione inglese a Chetworth. Con queste bellissime immagini ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Il tempo cambia nuovamente, una perturbazione di origine artica si avvicina all'Italia, tuttavia sabato 4 dicembre sarà ancora buono, peggiorerà poi domenica. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, in pianura cielo poco nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Stesso contesto anche sulle zone montane. Precipitazioni assenti, dalla serata però saranno probabili deboli piovaschi a carattere sparso. Neve sulle Dolomiti oltre i 400-700 metri. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra -1 e 4 gradi, massime tra i 3 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento in mattinata, più nubi poi a seguire e in serata avremo qualche rovescio. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole in giornata, il cielo si farà però via via più nuvoloso e nella notte avremo le prime piogge. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.